Ecco una delle prime pattuglie della polizia slovena che da questa mattina, su ordine del commissariato di Postumia, vigilano sui confini minori per contrastare lo sconfinamento degli italiani, biker, runner o passeggiatori che siano, ai tempi del coronavirus. Sono le 9:45 del mattino al confine di Basovizza-Lipica. Sotto i nostri occhi, poco prima e poco dopo il passaggio della volante, vanno in scena due episodi. Il primo, quello di un italiano che rientra in Italia scavalcando il Jersey e sostiene di essere andato a fare delle iniezioni di insulina in Slovenia. Il secondo, ripreso parzialmente in senso contrario, che vede una signora con auto targata Lubiana che sconfina di qualche metro in territorio italiano per ricevere un pacco e firma la bolla. Insomma, pare proprio che oltre a non poter vivere senza le derrate alimentari italiane, come disse all'epoca dello stallo dei tirafernetti il console sloveno a Trieste Vojko Vuk, la Slovenia non possa vivere nemmeno senza le consegne di molti altri prodotti d'eccellenza del bel paese. Quanto alle pattuglie, a stretto giro il parere di due passeggiatori nostrani. Che se è vero che gli sloveni controllano i cittadini italiani che vanno oltre confine, dovrebbero essere altrettanto per i cittadini extracomunitari, per gli extracomunitari che vengono a migliaia, perché non ha nessun interesse a tenerli da loro, ma li mandano tutti in Italia. Ci spostiamo in bosco sul celebre anello di corsa di Basovizza, in cui facilmente, anche per una svista, escursionisti e runner inesperti possono sconfinare inconsapevolmente. Ecco, questo è uno di quei sentieri amatissimi dai runner che rischia però di condurvi oltre confine in Slovenia. Vedete, semisepolto dalla vegetazione, il cartello confine di Stato a 370 metri. Rientriamo verso Grozzana, dove è sito uno di quei valichi agricoli, oggetto, secondo le autorità slovene, di centinaia di sconfinamenti di italiani. Gli altri sono quelli del Cocusso, di Draga Santelia e Vrpolje. Questi valichi, vista la sospensione del regime di Schengen, sono definiti illegali perché gli unici confini percorribili, ancora per le note motivazioni di necessità e urgenza, sono quelli noti e ben evidenziati. Dunque, chi sconfina attraverso gli altri passaggi rischia un'incriminazione in Slovenia e la riconsegna in Italia con annessa quarantena. Ma chi vive e lavora a poche centinaia di metri di distanza non ci sta. Che pensa a controllare noi, non guarda quelli che arrivano dai boschi, che ne arrivano a centinaia, ne arrivano.